Non solo Covid, troppi incidenti stradali a livello ospedaliero, emergenza su emergenza, più 20% di traumi e ricoveri rispetto al periodo pre-pandemia, l'allarme dell'ULSS 2 Covid, positivi 15 bimbi da 0 a 1 anno. Ma sul fronte del personale sanitario buone notizie, dai corsi attivati proprio dall'ULSS 2 con Regione, Università di Padova, 750 gli studenti iscritti a Treviso, tutti dovranno avere il Green Pass. Vertice tra i prefetti a Venezia, prima fase della gestione, una decina di profughi afghani all'ex caserma Serena, la prossima settimana a tavolo con i sindaci dell'accoglienza diffusa. Pranzo al sacco in Riva al Piave per i dipendenti senza Green Pass, i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione alla Cementi Rossi di Pederobba. Capitale della Cultura 2024, riunito oggi ad Asolo il Comitato Tecnico Scientifico per raccogliere proposte e indicazioni per il dossier della candidatura che sarà presentato il 19 ottobre. A Palazzo Balbi il busto dell'ultimo doge vittorioso della Serenissima, donato alla regione da Veneti.net. Zaia, le istituzioni nazionali si muovono per far restituire al Veneto le opere della nostra storia in giro per il mondo. Bosco memoriale delle penne mozze alla cerimonia del 50° anniversario Domenica Cison, anche il generale Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In questi giorni vi abbiamo raccontato di tanti, forse troppi, sicuramente troppi incidenti stradali. Ebbene, c'è un'emergenza sull'emergenza che si registra a livello ospedaliero perché c'è un aumento di traumi nei reparti. Questo l'allarme dell'ULSS 2, mentre sul fronte del Covid sono 7 le persone in terapia intensiva fra Conegliano e Treviso, tutti non vaccinati. Chiaramente sono aumentate tutte le situazioni di traumatologia nel nostro territorio. È un'emergenza nell'emergenza quella che riguarda la sanità trevigiana in quest'estate sospesa tra pandemia e ritorno alla normalità, con la cronaca che tiene il punto di un fenomeno in crescita, quello degli incidenti stradali. Solo negli ultimi giorni il funerale di Andrea, la bimba morta in uno scontro a Lughignano, e il decesso dopo giorni di agonia dell'84enne investito a Monastera. Un elenco lungo cui si aggiungono anche gli incidenti in montagna, che ha ripercussioni sulla stessa organizzazione ospedaliera. Rispetto agli altri anni sicuramente quest'anno abbiamo avuto un incremento del 20% anche della traumatologia, quindi è chiaro che se stanno aspettando qualche intervento di protesica devono avere un attimo di pazienza, perché sicuramente i nostri ortopedici, che poi non ne troviamo perché non ce ne sono subissati da lavoro legato ovviamente alle fratture, legata quindi alla traumatologia. Come se non bastasse il Covid, quindi, che rispetto a un mese fa ha rialzato la testa e si è ripresentato soprattutto nelle terapie intensive. Noi oggi abbiamo 7 persone in terapia intensiva, 5 a Treviso e 2 a Conegliano, nessuna di queste è vaccinata. E stiamo facendo di tutto il possibile appunto perché poi queste persone possano uscire. Fortunatamente rispetto a ieri che avevamo 47 ricoverati, oggi ne abbiamo 45, per cui 2 persone sono state dimesse. Però è chiaro che il fatto di vaccinarsi ci aiuta ad evitare i ricoveri ospedalieri. Messaggio quest'ultimo che sembra essere stato recepito soprattutto tra i più giovani e i loro genitori. In 2 giorni ci sono stati ulteriori 200 accessi diretti nella fascia 12-18 anni. C'è stata l'accelerazione auspicata e noi speriamo continui anche nei prossimi giorni, in modo tale da portarci intorno al 70-75% di persone, di ragazzi, di minori che risultano vaccinati. E questo in vista del rientro a scuola, obiettivo al quale vogliono contribuire anche gli Open Day previsti sabato, il primo in piazza del municipio a Paderno, in quella fascia pedemontana dove le percentuali di vaccinazioni sono tra le più basse della provincia, il secondo agli impianti sportivi di Mogliano con la collaborazione del calcio Union Pro. Ecco, l'augurio che faccio a me stesso ma a tutti i cittadini della nostra provincia è che vaccinandosi tutti tanto, elevando la percentuale, evitiamo ovviamente di dover magari chiudere qualche reparto ospedaliero per gestire una nuova impennata del Covid.
E ci sono ulteriori aggiornamenti comunicati proprio dall'ULSS 2 Marca Trevigiana in serata. Dei 1130 casi attualmente positivi nella Marca, 147 interessano soggetti sotto i 14 anni. In particolare sono 15 bambini tra gli 0 e 1 anno di età, quindi nel primo anno di età. 37 i bambini tra i 2 e i 6 anni, 95 dai 7 ai 14 anni. Si tratta, va detto, di soggetti prevalentemente asintomatici o in alcuni casi, nella minor parte, pauci sintomatici, e sono 4 i sanitari Novax sospesi nella giornata di oggi dall'ULSS 2. Si tratta di 2 medici della continuità assistenziale, la Guardia Medica, e 2 medici specialisti ambulatoriali interni. Altri 11 sanitari diffidati nei giorni scorsi invece non sono stati sospesi perché si sono nel frattempo vaccinati o hanno presentato della documentazione specifica, compresi 5 medici di base inizialmente interessati dall'avvio della procedura. Tra l'altro uno di loro si è ammalato proprio in questi giorni di Covid. Ma ci sono anche buone notizie, soprattutto sul fronte del personale, questo in prospettiva, perché i corsi di laurea in professioni sanitarie attivate a Treviso stanno facendo il boom. Parliamo di ben 750 studenti iscritti per il nuovo anno accademico, tutti però per assistere alle lezioni dovranno avere il Green Pass. Toccheranno quota 750 gli studenti delle professioni sanitarie che dal prossimo anno accademico frequenteranno l'Università Treviso, 150 in più degli attuali, complice ovviamente l'attivazione del corso completo di laurea in medicina, inaugurato poco meno di un anno fa con una firma storica tra ULSS 2, Regione del Veneto e Università di Padova. E proprio l'Ateneo Patavino in queste ore ha confermato come i corsisti in tutte le sue sedi, Treviso compresa, debbano munirsi di Green Pass per entrare nelle aule e nei laboratori, così come disposto a livello governativo. Questo per garantire la ripartenza con una didattica in presenza al 100%, ma soprattutto senza riduzione dei posti o limitazioni di capienza che pure restano in altri atenei. Insomma, Padova, come ha sottolineato lo stesso rettore Rosario Rizzuto, crede fino in fondo nella vaccinazione. Resta però l'obbligo di mascherine, igienizzazione delle mani, aerazione degli ambienti e flussi diversificati in entrata e in uscita. Chi tra gli studenti non può vaccinarsi potrà seguire le lezioni da remoto. Regole quindi che saranno applicate negli spazi attualmente utilizzati per i corsi trevigiani in Sala Piarda al Cafoncello, nella sede dell'Ordine dei Medici e nell'ex distretto militare, anche se la stessa ULSS 2 è alla ricerca di nuove aule da dedicare ad attività di laboratorio, informatica e simulazione, e questo in attesa di accentrare il tutto nella nuova cittadella della salute. Le iscrizioni del resto sono destinate a crescere. Nel 2024 si prevedono 1075 studenti. C'è poi il nodo dell'accoglienza dei profughi dall'Afghanistan. A tal proposito si è fatto il punto tra tutte le prefetture del Veneto nel pomeriggio a Venezia. A Treviso l'accoglienza si dividerà in 2 step. Sentiamo. Si tratterà di qualche decina di unità al momento, che troveranno sicuramente una primissima accoglienza nella caserma Serena, ecco, una porzione della caserma a ciò destinata, e poi successivamente una seconda accoglienza in altre strutture. Saranno 2 gli step dell'accoglienza nella Marca trevigiana e in questa fase si parla di numeri ridotti, al massimo una decina o poco più. D'altronde nel pomeriggio la riunione delle prefetture coordinate dal veneziano Vittorio Zappalorto ha confermato un numero di 87 profughi afghani per tutto il Veneto da qui alla fine di agosto. Resta il fatto che l'emergenza umanitaria in corso è ancora tutta da decifrare e verosimilmente i numeri sono destinati a crescere in vista dell'autunno. Un tavolo in prefettura a Treviso è previsto per martedì prossimo, in cui convocheremo alcuni sindaci, sicuramente in primis il sindaco di Treviso e gli altri sindaci che hanno strutture delle SAI, che sarebbe Servizio Accoglienza e Integrazione, dove queste persone poi in una fase di seconda accoglienza dovrebbero trovare collocazione, Assindustria, Caritas Tarvisina e eventualmente altri enti che avessero dato disponibilità
per delle strutture. E in questi giorni si fanno avanti anche singoli cittadini che di fronte all'incubo talebano vogliono fare qualcosa. È arrivata qualche mail di appunto, disponibilità anche ad accogliere prevalentemente, almeno delle poche mail, parliamo comunque di pochissime mail, di bambini o comunque ragazzi in tenera età. Tutte disponibilità che saranno verificate come quella che arriva dalla cooperativa sociale Hilal. Noi abbiamo subito risposto riguardo al problema e siamo dato una disponibilità di una ventina di posti. Significa 4 appartamenti per 4 famiglie. Famiglie che saranno aiutate nel percorso di integrazione. Noi possiamo attivare un corso di lingua, sostegno psicologico, e l'integrazione attraverso anche i figli nel mondo della scuola. Questo è l'impegno della cooperativa Hilal, presente a Treviso dal 99, realtà che ha fatto spesso da ponte con il mondo islamico e che oggi condanna senza se e senza ma il regime talebano. Grande rigidità che non c'entra con l'Islam, grandi spacciatori di droga, l'eroina per il numero che vendono, i soldi che vendono, e quindi ha messo l'Islam nell'imbarazzo. Per noi l'Islam è pace. E tra i comuni che saranno convocati in prefettura la prossima settimana ci sarà quello di Asolo, con il sindaco che già nei giorni scorsi aveva dato la disponibilità per accogliere 5 afghani da subito, ma abbiamo chiesto anche alla cittadinanza che cosa ne pensi di questa accoglienza. Bisogna accogliere chi è in difficoltà, ovviamente tenendo i controlli e tutto, però accogliere chi è in difficoltà è importante. Gente che rischia la vita lì, sta bene essere aiutata qui, insomma. Asolo si prepara ad accogliere i profughi in fuga dall'Afghanistan, e se quelli arrivati in questi giorni con il ponte aereo e destinati alla Marca potrebbero trovare una prima sistemazione nella ex caserma Serena di Treviso, si stanno attivando anche altri posti con il sistema dell'accoglienza diffusa attraverso la rete SAI ex SPRAR. E proprio Asolo, per prima, con il sindaco Mauro Migliorini, ha risposto all'appello, dando la disponibilità immediata di 5 posti per altrettante persone, che si aggiungono ai 15 profughi in fuga dalle guerre che già risiedono nel comune. E se tra gli abitanti tanti si dicono favorevoli all'accoglienza, anche sulla scia delle immagini di caos e disperazione che arrivano da Kabul, i distinguo già da subito non mancano. Quando si tratta dei mamme e bambini, viva Dio. Sono anche uomini? Sì, nella dovuta, come si chiama, discorso che ha dato una mano ai nostri quando che erano là, giustamente bisogna portarli qua, perché sennò vanno a rischio. Però non bisogna fare tutto un fascio, perché anche lì c'è gente che non va bene. Sono favorevole perché sono povera gente che sta bene ad aiutare praticamente in questo periodo. Sono 5 posti di accoglienza diffusa qui nel comune che il sindaco ha detto sono già pronti. Sì, guardi, se si può anche di più va bene, quella gente lì va bene a essere aiutata. Si può essere anche positivo, dopo dipende chi mi manda, perché si dice Lazzaroni si deve stare sua, invece si gente che dopo aiuta, ma insomma dopo rimangono tanto, non sa. Perché su me si arrivare gente come chi ne arriva tanti con l'Italia, ma io lascio perdere. C'è un importante aggiornamento dell'ultima ora, perché c'è l'ok al decreto legge sull'obbligo del Green Pass per il personale scolastico. Lo ha deciso il TAR del Lazio dopo il ricorso presentato dal sindacato ANIEF. Nessuna sospensione cautelare urgente, ma anche una preliminare ipotesi di palese inammissibilità del ricorso del decreto legge con il quale il 6 agosto scorso è stato previsto che tutto il personale scolastico universitario dovrà possedere e sarà tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19. Stessa cosa per la disposizione secondo la quale il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 5° giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso.
E a proposito di Green Pass, continua a far discutere l'obbligo per le mense aziendali. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione alla Cementi Rossi di Pederobba, dove i dipendenti senza Green Pass sono costretti al pranzo al sacco in riva al Piave. Sono arrivati a piedi o in bicicletta, chi con il pasticcio, chi con un panino e della frutta. Gli operai hanno deciso di consumare il loro pasto qui in riva al Piave e al di fuori della loro azienda. Dopo la norma del governo sull'utilizzo del Green Pass per accedere ai locali mensa aziendali, l'azienda Cementi Rossi di Pederobba è passata alle vie di fatto, consentendo l'ingresso alla mensa al solo personale dipendente in possesso di certificazione verde. Lo stabilimento però, a detta dei sindacati di CGIL e CISL, è andato oltre. Per chi è sprovvisto di certificazione non viene fornito nessun pasto al sacco da fruire sotto il gazebo nel cortile aziendale, né bonus ristoro in busta paga o il ticket restaurant per il turno di notte quando la mensa è chiusa. CGIL e CISL a questo punto hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione. Quello che vogliamo noi è che venga mantenuto il diritto al pasto, quindi quando più avanti si andrà avanti e ci saranno persone che vorranno decidere di non vaccinarsi, quello che noi chiediamo è che venga garantito il pasto. Non siamo contrari all'applicare la legge, cioè le persone che non si vaccineranno non potranno accedere alla mensa, però devono avere il pasto, devono avere quello che è stabilito dal contratto. Questo è il punto. Per i sindacalisti questa è una forzatura dell'azienda per spingere gli operai a vaccinarsi. Viene addirittura tolto quello che è il diritto al pasto e non viene dato nemmeno il compenso che è stabilito dal contratto come indennità sostitutiva. Questo riguarda addirittura dipendenti che lavorano in turno notturno. Le faccio un esempio, noi di notte la mensa non è presente in stabilimento, perché di notte non ci può essere una mensa, però per contratto veniva stabilita un'indennità sostitutiva di pasto, che è un ticket forfettario, che veniva elargito a tutti i dipendenti che lavoravano di notte. L'azienda ha deciso di sospendere anche questo diritto. Se la situazione non verrà sanata, i sindacati non escludono la possibilità che venga proclamato lo sciopero. Ci auspichiamo che l'azienda possa intraprendere un dialogo aperto per trovare una soluzione al problema insieme ai suoi operai. La polizia locale di Treviso è sulle tracce dei vandali che alcune notti fa hanno imbrattato con scritte oscene le mura cittadine. Lo stesso comandante Andrea Gallo conferma che si stanno acquisendo le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona. Il gesto era stato condannato pesantemente sui social dal sindaco Mario Conte. Queste menate, vandaletti, imbecilli e decerebrati che non siete altro, scrivetevele sul naso, non sui monumenti della nostra città. I calci nel sedere vi sono mancati e come, ma non è mai troppo tardi. Questo lo sfogo del primo cittadino trevigiano. E rimaniamo a Treviso, ma per parlare di un altro fenomeno che abbiamo registrato. In questi giorni di forte presenza turistica in città pare crescere un'altra presenza. Vediamo quale. Treviso, dove Assile e Cagnan s'accompagnano le erbacce. A segnalarcelo i cittadini con relativi riferimenti nelle vie del centro storico. E in effetti, girando per la città, togliendo Piazza Duomo, dove non c'è apparentemente un filo d'erba, per il resto non c'è tratto di selciato, rastrelliera o angolo di casa o palazzo che non abbia il suo ciuffo più o meno pronunciato di erba spontanea. Certo non un bel vedere per i tanti turisti che mai come in questi giorni stanno curiosando tra vie e piazze. Certo si tratta di cespugli innocui, ma danno un senso di incuria che Treviso non si merita. Perché, ci ha fatto notare più di qualche telespettatore, in genere è difficile trovare carte o rifiuti abbandonati a terra, mentre le chiazze verdi si stanno moltiplicando, ma soprattutto stanno crescendo. Un tempo, ci dicono, non era così, dimenticando forse che il comune non vuole più usare la chimica e nello specifico il glifosate, che al momento pare però essere l'unico rimedio definitivo contro l'inerbamento di strade e selciati. Certo ci sono altre tecniche che però prevedono molti più interventi, che significa più esborsi da Cassugana verso Contadina. Il dilemma che si profila, conclude qualche voce del comune, è il seguente: per avere Treviso senza erbacce, meglio tornare alla chimica o alzare le tasse? Il dibattito è quindi aperto e ritorniamo ad Asolo, che potrebbe diventare capitale italiana della cultura nel 2024.
Nella città dei 100 orizzonti si lavora alacremente per poterli ammirare tutti nel 2024 da capitale italiana della cultura. Oggi in municipio la candidatura della città è entrata nel vivo con la riunione del comitato tecnico-scientifico per definire le linee guida del fascicolo da sottoporre al Ministero entro il 19 ottobre. Compito affidato allo stesso team di esperti che si occuparono di Matera, capitale europea della cultura. C'è una grandissima potenzialità di sviluppo che risiede nella storia passata, cioè le contaminazioni culturali internazionali di questa città sono così importanti che per noi è molto importante questo progetto, perché può diventare veramente un modello di riferimento per altre realtà simili in tutto il paese e anche in tutta Europa. Storia, architettura, artigianato, paesaggio, enogastronomia, sostenibilità. Nell'idea del comune è un progetto di largo respiro per immaginare l'Asolo di domani. Portiamo a conoscenza non solo a livello nazionale ma anche internazionale tutta una serie di eccellenze, tutta una serie di perle che vanno a formare una bellissima collana qual è il nostro territorio. La città della Regina Cornaro dovrà vedersela con altre 23 concorrenti, fra cui anche Vicenza, Chioggia e Cittadella. Alla vincitrice finale un contributo pubblico di €1 milione per mettere in mostra i propri caratteri originali. Nel gruppo di lavoro per Asolo anche l'esperienza della Venice Foundation, capace nel 2018 di portare Canova in mostra a New York. Non solo la sua storia unica, questa città, dice la presidente Franca Coin, ha nella bellezza un denominatore comune che è la sua marcia in più. Posso essere testimone di questa possibilità che Asolo ha questi valori che ci trasmettiamo senza neanche bisogno di parlarci, perché siamo immersi nella bellezza. Giornata dall'alto valore simbolico, quella di oggi per il Veneto, perché è tornata a casa a Venezia il busto dell'ultimo doge vittorioso della Serenissima, Giovanni II Corner. Eccolo, il busto che ritrae Giovanni II Corner, il 101esimo doge della Serenissima, protagonista della vittoriosa guerra di Corfù contro i turchi nel 1716, ultima grande vittoria della Repubblica. È stato consegnato alla Regione da Confturismo Veneto, dall'Associazione Veneziana Albergatori e da Venetinet, che si sono impegnati per coinvolgere i veneti attraverso una campagna di informazione affinché donassero una somma per potersi aggiudicare l'opera ad un'asta battuta a Viterbo lo scorso 24 giugno. Abbiamo potuto sensibilizzare l'opinione pubblica grazie anche all'importante apporto della vostra rete. E naturalmente da questo punto di vista poi siamo riusciti a motivare i veneti in generale e naturalmente anche delle imprese. Ricordiamoci che l'operazione di recupero dei fondi è durata 20 giorni, quindi era un'operazione pressoché impossibile, che nonostante questa grossa difficoltà è andata in porto e quindi non possiamo che essere soddisfatti. In prima battuta, ahimè, l'asta era stata persa, poi un colpo di scena. Quello che mi è stato detto, parzialmente quello che ho intuito, è che l'acquirente era un mercante che avrebbe voluto vendere in Francia. Molto probabilmente ha comprato il mercante su mandato di un cliente francese e molto probabilmente è arrivato un warning alla galleria che dice attenzione che possiamo mettere il divieto di esportazione eccetera, e quindi questo signore non si è più fatto vivo, il mercante intendo dire. La casa d'aste ha pensato bene di interpellare me, in 3 minuti abbiamo chiuso l'operazione. Non c'è niente che ti dia più soddisfazione di un qualcosa che hai visto sfuggire e poi vedi magicamente riapparirti davanti. Abbiamo scelto di rivolgerci direttamente, di fare questa donazione come Associazione Veneziana Albergatori alla Regione, in quanto è la terra di tutti i veneti, non tanto al Comune di Venezia quanto alla Regione, proprio per chiarire una volta di più che come Associazione Veneziana Albergatori non abbiamo una visione squisitamente sammarcocentrica. Il doge, nato nel 1647, governò la Serenissima dal 1709 al 1722. Il suo dogado viene anche ricordato per l'ufficializzazione dell'utilizzo della parrucca nell'abbigliamento da parata, usato anche da tutti i suoi successori. Ma c'è anche un risvolto di natura politica con il messaggio forte e chiaro lanciato al governo da parte del presidente Zaia. Sentiamolo.
È un pezzo di storia del Veneto ed è bene che sia tornato a casa. Devo anche dire che questo dovrebbe fare ragionare le istituzioni anche nazionali rispetto a quei beni della Repubblica Veneta che sono nei palazzi delle istituzioni nazionali. Non sarebbe male che ci fossero già queste restituzioni e dopo magari dall'altro a livello internazionale abbiamo un sacco di opere d'arte venete della nostra comunità, della nostra Repubblica Veneta che sono in giro per i musei del mondo, non sarebbe male che qualcuno le restituisse, anche perché per molte ci risulta che non siano state pagate ma bensì rubate. Il messaggio del presidente Zaia è chiaro e arriva proprio in un giorno che lui stesso definisce storico per Venezia e per il Veneto. Il ritorno a casa dell'ormai famoso busto del Doge Giovanni II Corner dopo varie peripezie. È stato presentato a Palazzo Balbi, dove sarà collocato nell'atrio, in modo che soprattutto i ragazzi delle scuole che vi faranno visita potranno conoscere un pezzo di storia fondamentale per la Serenissima. A farsi promotore della raccolta fondi che ha permesso di aggiudicarsi all'asta al prezzo di 36.000 euro il busto è stata l'associazione Venetinet, impegnata nella diffusione e nella salvaguardia della cultura veneta. Lui era Doge della Repubblica Veneta, molto più importante di me, una repubblica seria, una repubblica che è stata la prima democrazia, 1100 anni di storia, insomma direi che con onore riceviamo questa donazione e faremo in modo che sia riservato al Doge Giovanni II Corner lo spazio e il lustro che si merita. Conto alla rovescia per l'evento che coinvolge le sezioni ANA di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto e che si svolgerà domenica al Bosco Memoriale delle Pene Mozze di Cison di Valmarino. Proprio qui alla celebrazione in forma solenne del 50° anniversario di costituzione del Bosco è stata annunciata tra gli altri la presenza di Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. Assieme a Figliuolo anche l'ordinario militare per l'Italia, l'arcivescovo Santo Marcianò e il presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero. Si tratta della prima volta in assoluto che il tradizionale raduno al Bosco assume un carattere nazionale. Per noi adesso c'è la pubblicità, fra poco. Alle 13:30 di oggi, ora italiana, la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi di Tokyo. Tanti gli atleti veneti in gara, tra loro anche la pallavolista trevigiana Silvia Biasi. Siamo molto emozionate e super cariche per questo appuntamento, perché comunque è la nostra prima volta e sarà magico trovarci in quel mondo pieno di grandi atleti e far parte di questo grande gruppo di persone che sono lì per cercare di raggiungere una medaglia. Quindi siamo super cariche e faremo di tutto, insomma, per raggiungere il risultato più alto possibile. Così, pochi giorni prima di partire per il Giappone, Silvia Biasi, libero della nazionale italiana femminile di sitting volley, raccontava le emozioni per la sua partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo. L'occasione era stata la presentazione del suo libro Volevo solo giocare a pallavolo, dove ha raccontato l'amore per il volley, ma anche un altro aspetto della disabilità. Cercare di far vedere una realtà diversa, soprattutto sulla disabilità, e per portare un contributo diverso rispetto a quella che è la normale percezione di persone con determinate disabilità. Quindi ho voluto raccontarlo per fare in modo che la gente si renda conto che c'è un universo totalmente parallelo rispetto a quello della pietà. Silvia, originaria di Godega di Sant'Urbano, ad appena 5 anni a causa di un incidente perde una mano. A 12 nasce in lei, grazie alle sorelle, la passione per la pallavolo, sport che inizia a praticare dimostrando subito grandi doti e una forte tenacia. Nel 2017 entra a far parte della nazionale di sitting volley, con cui a Tokyo tenterà di portare a casa la medaglia più preziosa. Oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi porta bandiera un'altra campionessa trevigiana, Bebe Vio, da domani poi al via le gare. In bocca al lupo a tutti e a tutte. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese c'è una nuova toccante testimonianza di un uomo bellunese del suo faccia a faccia con il Covid, che ha lasciato sul suo corpo segni evidenti di sofferenza. Vaccinatevi, questo è l'appello di Remo De Mario, 68 anni, di Santo Stefano di Cadore. Mi chiamo De Mario Remo, sono nato a Santo Stefano di Cadore il 15/6 del 53. Purtroppo a marzo ho contratto il Covid-19.
e dopo 100 giorni di terapia intensiva mi sono reso conto che non muovevo nessun muscolo del mio corpo. Inizia così la breve ma toccante testimonianza di Remo De Mario, 68 anni, di Santo Stefano di Cadore, contagiato dal Covid-19 lo scorso marzo e che ancora oggi porta i segni delle conseguenze della malattia sul suo corpo. Il signor De Mario sta lottando per poter tornare a muoversi autonomamente senza l'uso di ausili e per questo da mesi si sta sottoponendo a pesanti cicli di terapia riabilitativa. Il pensiero principale è andato ai miei cari di cosa sarebbe successo. Un centinaio di giorni di ospedalizzazione, in mezzo l'incubo della terapia intensiva che si è materializzato quando le condizioni di salute sono via via peggiorate, poi il risveglio, la negativizzazione, quella sensazione di non riuscire più a comandare i muscoli del proprio corpo. Neuropatia periferica da Covid si chiama la complicanza patita dal signor De Mario, una sorta di paralisi fortunatamente senza danni cerebrali che lo hanno costretto immobile in carrozzina. Dal 28 giugno scorso, racconta la moglie, Remo è in terapia. Ci sono stati miglioramenti, ma il percorso di cura è ancora lungo. Remo De Mario non molla un minuto. È in pensione da 2 anni. In Comelico reggeva le sorti dell'impresa di famiglia che si occupa dello stampaggio, della componentistica per il settore della refrigerazione. Remo vuole godersi la pensione e ce la farà, ci dice la moglie, che manda un abbraccio virtuale ai medici della terapia intensiva di Belluno, nei confronti dei quali ha solo parole di encomio. L'appello di Remo non ammette repliche. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri cari. Io purtroppo sono ancora in ospedale. E saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella chiesa di San Bartolomeo a Puos d'Alpago i funerali di Paolo Saviane, morto a soli 59 anni venerdì scorso per un arresto cardiaco all'ospedale di Padova. La camera ardente sarà allestita in chiesa dalle 14:30 per consentire a chi non potrà seguire la funzione di portare l'ultimo saluto a Saviane, eletto senatore della Repubblica nel 2018 nelle file della Lega. Per volontà dello stesso Saviane non saranno esposti simboli del partito. E c'è una protesta che sta montando tra i lavoratori costretti a percorrere quotidianamente la 52 Carnica per raggiungere la Val Pusteria dal Comelico. Da mesi è stato avviato il cantiere per la sistemazione della strada, ma oltre i 3 semafori nulla si muove. Buongiorno, oggi 24 agosto 2021, ore 7:35, sto andando al lavoro. Sono sempre io, Lorena di Dosoledo. Inizia così il video che ci ha inviato Lorena Zandonella. Dal Comelico la sua voce si alza per protestare assieme ai tanti lavoratori, circa 300, costretti a percorrere la 52 Carnica per raggiungere la Valpusteria. Da mesi su quella strada, inserita da ANAS negli interventi per i mondiali di sci già archiviati, è stato aperto un cantiere fantasma. Sì, perché oltre ai semafori non c'è l'ombra di maestranze. Poco oltre la carreggiata si restringe a causa del cedimento del manto stradale. Come vedete, sia il cantiere dietro di me, che è stato allestito ancora 2 o 3 mesi fa e non ho mai visto un operaio, sia quel cantiere davanti a me che adesso vedete quando passo con la macchina. Hanno messo il semaforo, i primi 2 giorni ho visto operai che stavano tirando via qualcosa da sotto la strada. Mi auguro veramente che adesso comincino a fare i lavori. Soste continue ai semafori allungano i tempi di percorrenza del tratto che da Dosoledo porta a Sesto, una strada visibilmente dissestata, come denuncia la signora Zandonella e come è scritto nero su bianco nella relazione del commissario ANAS. Una strada con evidenti processi di deformazione del fondo, degrado delle opere di sostegno, erosione e frana. Urge perciò un intervento risolutivo, almeno prima dell'arrivo dell'inverno, prima che le piogge causino l'irreparabile, per la viabilità della statale Carnica e per l'incolumità di chi la percorre. Qui la strada sta cedendo ogni giorno, sarà già sicuro sotto di 40-50 centimetri, si vede già il buco sotto, quindi non so cosa si aspetta a iniziare questo lavoro qui, perché se va giù questa strada qui è una strada nazionale, siamo tutti ecco, non dico la parola.
Così dunque in Comelico c'è un aggiornamento dell'ultima ora, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, abbiamo fatto anche un sondaggio, ci sono le parole del Ministro della Salute Speranza: su obbligo vaccino faremo le valutazioni del caso. I vaccini sono l'arma fondamentale, in questo momento non c'è alcuna decisione assunta, per l'obbligatorietà c'è bisogno di una legge, valuteremo. Queste le parole del Ministro, che lascia quindi aperta la strada all'obbligatorietà. Ovviamente è una posizione di pochi minuti fa che sicuramente farà discutere. È tutto da Treviso e Belluno anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Clima meno caldo con tempo buono sul nostro territorio. La giornata di mercoledì 25 agosto risulterà asciutta e stabile. Vediamo insieme la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sul nostro territorio infatti avremo un ampio soleggiamento, in pianura cielo poco nuvoloso, in montagna spazi di sereno anche ampi ma alternati ad addensamenti a carattere sparso nelle ore centrali. Contesto climatico gradevole, a tratti fresco, temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo di fatto la stessa situazione, con tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui il contesto sarà simile, situazione decisamente tranquilla con sole prevalente. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.